Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares. È una puntata inedita, una puntata particolare. Di solito andiamo in onda al mercoledì, questa sera invece andiamo in onda di giovedì con uno speciale dedicato a Flavio Tosi, che è mio ospite, e lo ringrazio, grazie di essere intervenuto nella mia trasmissione e per raccontarci le sue verità, quello che è successo a Verona, quello che vorrà fare nella politica, essendo all'interno di un partito nuovo con un leader conosciutissimo qual è Berlusconi, quindi sentiremo da lui appunto tutto quello che ci dirà per quanto è accaduto a Verona. Allora, prima andiamo a vedere, l'abbiamo salutato Flavio Tosi, andiamo a vedere la scheda che ci racconta un po' la storia di Flavio Tosi. Quasi 30 anni sempre in prima linea, la carriera politica di Flavio Tosi comincia nel 1994 quando viene eletto consigliere comunale a Verona. Il suo partito, la Lega Nord, che nel 1997 gli affida l'incarico di segretario provinciale. Nel 2000 con Galan arriva la prima elezione a consigliere regionale. 5 anni più tardi, in occasione della prima vittoria di Luca Zaia, Tosi ottiene un'importante riconferma con 28.000 preferenze e il record è suo. Zaia gli affida così il ruolo di assessore alla sanità, incarico che Tosi ricoprirà fino al 2007, anno in cui diventa sindaco di Verona, eletto con il 61% delle preferenze. Nel frattempo continua anche la sua scalata in seno al partito, tanto che nel 2008 diventa presidente della Lega Nord Liga Veneta. A maggio 2012 i cittadini veronesi gli confermano la fiducia per un secondo mandato, con il 57% delle preferenze. Il mese seguente assume l'incarico di segretario nazionale della Lega Nord. Nel 2014 il partito lo candida alle elezioni per il Parlamento europeo nella circoscrizione Italia nord-orientale. Come annunciato in precedenza, tuttavia, Tosi rinuncia al mandato per continuare la sua attività di sindaco della città scaligera. A marzo 2015 Matteo Salvini lo espelle dalla Lega in seguito ad alcune incomprensioni sulla formazione delle liste in vista delle regionali del 2015. 4 giorni dopo, allora, Tosi lancia la sua candidatura a presidente della regione, classificandosi al 4° posto. Nel luglio dello stesso anno ufficializza la nascita di Fare, nuovo partito dell'area di centrodestra. Nel 2016 Tosi e Fare sosterranno il sì al referendum costituzionale voluto dall'allora premier Matteo Renzi. Alle urne però vincerà il no con poco meno del 60% dei consensi. Alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 corre con Noi con l'Italia, nuova formazione definita la quarta gamba nello spettro di centrodestra, che però non supera la soglia di sbarramento del 3%. A dicembre 2020 annuncia di volersi candidare a sindaco di Verona alle successive elezioni amministrative della primavera 2022. Sostenuto da 9 liste, al primo turno ottiene quasi il 24% dei consensi, senza però riuscire ad accedere al ballottaggio. Il 15 giugno aderisce a Forza Italia, ma in previsione del ballottaggio non c'è l'accordo con Sboarina e la coalizione di centrodestra, e così, dopo 15 anni, la città scaligera premia il centro-sinistra eleggendo a sindaco Damiano Tommasi. Allora Flavio Tosi, una piccola scheda, nel rivedersi e nel rivederla, lei rifarebbe tutto quello che ha visto in questa scheda o se c'è sfuggito qualcosa ce lo dica? Ma allora no, c'è un errore, nel senso che nel 2005 non è Luca Zaia che mi nomina assessore alla sanità, ma era la giunta Galan. Zaia vicepresidente, i 2 assessori per la Lega erano Zaia vicepresidente e io assessore alla sanità. A parte sta imperfezione, rifarei tutto, perché in quelle condizioni rifarei tutto. Poi è chiaro che se le cose le guardi poi, magari dici potevo fare diversamente, avrei dovuto fare una cosa diversa, però tornando esattamente a condizioni date rifarei le stesse identiche cose. Senta, poi le farò vedere anche un'intervista che ieri sera l'assessore Marcato ha fatto che le riguarda, però una domanda mi preme da farla. Lei nella scheda che ho visto aveva all'interno della Lega davvero un gran potere, poteva davvero diventare un leader importantissimo. Perché poi non è riuscito a trovare gli accordi, a rimanere all'interno di quel partito, farlo diventare ancora più forte, avendo delle qualità davvero lei straordinarie? Ma perché tutto nasce dalla segreteria di Salvini, dagli accordi che vengono fatti per la sua elezione a segretario, perché Roberto Maroni diventa segretario dopo lo scontro con il cerchio magico di Bossi, quando viene fuori lo scandalo, i diamanti, il bel sito, la laurea del Trota, tutte quelle vicende lì. Maroni diventa segretario, i 2 vice di Maroni siamo io e Matteo Salvini, io segretario, poi divento segretario della Liga Veneta, Salvini della Lega Lombarda, e i 2 vice segretari siamo io e lui, segretario Maroni.
Maroni diventa governatore della Lombardia a febbraio-marzo del 2013 e quindi dice rinuncio alla segreteria, questo lo fa verso la fine dell'anno, rinuncio alla segreteria della Lega perché faccio il governatore. A quel punto si apre la successione di Maroni. I due candidati naturali eravamo io e Salvini, i due vice segretari del Veneto e Lombardia. Ci confrontiamo con Maroni, ci si trova in ufficio da lui a Milano, eravamo presenti io, lui, Salvini e l'onorevole Bragantini di Verona, e Maroni propone un patto a me e a Salvini, e il patto era in questi termini. Salvini fa il segretario della Lega, perché lui era più uomo di movimento, cioè da piazza, gazebo, organizzazione, uomo insomma di territorio, e Flavio Tosi assume la leadership a livello nazionale della Lega, nel senso che dopo, quando ci saranno appunto ruoli di governo, che il sottoscritto era in quel momento sindaco di Verona stravotato, e quindi insomma c'era questo tipo di prospettiva. Facciamo questo accordo, Salvini diventa il candidato anche di Flavio Tosi e quindi anche gli uomini di Flavio Tosi in Veneto votano Matteo Salvini segretario. Subito dopo Salvini cambia le carte in tavola e comincia attraverso i suoi uomini, marcato uno di loro, comincia attraverso i suoi uomini a mettere sotto accusa Flavio Tosi per una serie di posizioni che Flavio Tosi aveva sempre tenuto, perché Salvini all'epoca, perché poi le cose in politica cambiano velocemente e la gente se ne dimentica, ma Salvini all'epoca era secessionista, cioè lui era per la secessione, fortissimamente secessionista, e la ricetta di Salvini per l'economia italiana era l'uscita dall'euro. Questo è quello che diceva Salvini in quel momento storico. Dopodiché, onore al merito, ha preso la Lega al 4% e l'ha portata oltre il 30%, quindi dal punto di vista della capacità comunicativa bravissimo e assolutamente indiscutibile, perché appunto poi bisogna riconoscere i meriti. Comunque diciamo lui comincia a cambiare gli atteggiamenti all'interno, mette sotto attacco Flavio Tosi, perché Flavio Tosi non era secessionista, mai stato, in Lega non lo sono mai stato, e in Lega mi ricordo quando Bossi mi chiamava l'italiano, perché insomma, nella logica leghista anche Bossi era fortemente secessionista, non era fare un complimento dare dell'italiano, però appunto invece lo ero orgogliosamente, e io non ero per l'uscita dall'euro. Con Salvini ci siamo sempre divisi su questa posizione, perché io non ero per l'uscita dall'euro e invece Salvini in quel momento la sosteneva attraverso Borghi, Bagnai ed altri, la sosteneva fortemente. Quindi si apre questo divario molto pesante e, come avete detto nella scheda, poi quando si arriva alle regionali del 2015, lo statuto della Lega, che poi viene modificato, e oggi le liste della Lega, anche delle regionali, passano da Milano. Prima, quando la Lega era più autonomista, le liste delle regioni stavano in regione, quindi la lista per la Lombardia la facevano i lombardi, la lista per il Veneto se la facevano i veneti e Milano non interferiva. Lo scontro arriva in quel momento lì quando da Milano, e anche, devo dire, anche il governatore Zaia era d'accordo con Salvini su questa posizione, si dice le liste della Liga Veneta passano dalla segreteria di Via Bellerio. E quindi si apre uno scontro durissimo, addirittura la segreteria della Liga Veneta, il direttivo all'unanimità dice lo statuto è questo, si tiene la linea, e alla fine di questo duro confronto si arriva all'espulsione di Flavio Tosi dalla Lega. Rifarei quello che ho fatto? Sì, perché appunto ho difeso lo statuto, ho difeso la Liga Veneta e ho difeso le mie idee. E coerentemente lo rifarei di nuovo. Facciamo così, nella prima parte ovviamente parleremo di Flavio Tosi sotto l'aspetto politico e sotto la politica nazionale, poi ovviamente entreremo nel tema di quello che è successo a Verona. Ma lei si sente dentro ancora leghista oppure no? Ma io la Lega come partito voglio bene, ma davvero bene. Sono stato in Lega dal 90 fino al 2015, quindi ho fatto 25 anni in Lega, sono stato uno dei primissimi in Lega a Verona, in assoluto. Prima di me sono Enzo Flego e altre 2 o 3 persone, quindi diciamo uno degli storicissimi della Lega Verona, e quindi la Lega voglio bene. E nel cuore gli ideali sono quelli, cioè il federalismo, l'autonomia, l'efficienza della pubblica amministrazione. Quelle erano anche le battaglie iniziali di Bossi, poi ripeto c'è stata quella deviazione verso la secessione, il no euro e una serie di temi insomma secondo me un po' stravaganti, ma i valori iniziali della Lega, quelli per i quali sono entrato in Lega, che erano appunto le battaglie portate avanti da Bossi, sono ancora le stesse nelle quali credo adesso. Ed entrare in Forza Italia, che all'inizio della carriera, della storia politica della Lega, non è che era vista molto bene sotto certi punti di vista.
Non si sente? Perché Forza Italia oggi, rispetto a quel tipo di temi, mentre la Lega si è portata su altro, perché la Lega di autonomia parla ogni tanto, adesso hanno ritirato fuori l'argomento, ma insomma ne parla parecchio meno di una volta, di federalismo ovviamente non se ne parla più, di economia poco, mentre invece secondo me la Lega dovrebbe occuparsene molto di più. Invece un partito che è ancora su quei temi, cioè sul tema dell'efficienza della pubblica amministrazione, dell'autonomia, soprattutto delle imprese, del fisco, della finanza, è Forza Italia. Cioè, Forza Italia nasce su quei temi, perché Berlusconi quando fa nascere Forza Italia alla fine del 93 diventa Forza Italia all'epoca, ma Forza Italia al momento era molto più forte anche della Lega, era il partito delle imprese. Forza Italia è rimasta il partito delle imprese, cioè è rimasta il partito che ha quel tipo di riferimento politico, mi scusi, la Lega meno. Non è che però la Lega di 20 anni fa, quando lei iniziò l'escalation ovviamente nel partito, oggi è completamente diversa, la Lega di oggi è molto diversa da quella di 20 anni fa, è diventata una Lega, la virgoletto ragionamento italiano, una volta la Lega era solo il nord, poi abbiamo visto che Salvini è andato in Sicilia, in Sardegna, cioè non è cambiata la Lega ed è arrivata poi a un punto molto vicino a lei. Ma allora, il primo ad andare in giro per l'Italia è stato Flavio Tosi, prendendosi gli strali, fra l'altro, di Salvini e di Bossi. No, appunto, è vicina a lei quindi. Perché, appunto, io dicevo, la Lega deve allargare i suoi valori, quelli del buon governo, della buona amministrazione, anche al di fuori del nord Italia, perché ci sono tante persone che credono nel buon governo anche al di fuori. E quando, lo diceva Flavio Tosi, era una cosa da scomunica, perché la Lega appunto predicava la secessione e quindi evidentemente non si poteva parlarne al di sotto del Po, mentre invece appunto io da non secessionista avevo questo tipo di posizioni. La Lega è cambiata perché un po' come tutti i partiti, tranne il PD, mi spiego. La Lega all'inizio, lo è rimasta fino a prima di Salvini, era un partito organizzato come il PD, nel senso partito con la segreteria di sezione, la segreteria provinciale, le circoscrizioni, cioè con un'organizzazione territoriale fortissima, con una forte democrazia interna e tutti i livelli venivano decisi con i congressi, le sezioni, eccetera. Dopodiché la Lega ha seguito il destino che ha seguito quasi tutti i partiti, eccetto il PD, che non è un complimento al PD, il PD è l'unico che è rimasto ancora come partito con l'organizzazione storica, mentre invece tutti gli altri partiti, da Renzi a Forza Italia stessa, sono partiti dove di fatto, anche la Meloni, il riferimento unico è il leader, cioè la Lega addirittura è arrivata, mentre Forza Italia e Berlusconi per ovvie ragioni, però comunque è un partito con un radicamento territoriale. La Lega ha messo Salvini, cioè il nome del segretario della Lega è dentro il simbolo, che non ha fatto nessuno questo, perché la Lega è diventata Lega Salvini Premier e nel simbolo del partito c'è il nome di Salvini. E quindi è cambiata in che senso? È cambiata nel senso che mentre prima era un partito con una organizzazione interna partitica, oggi è diventato il partito di Matteo Salvini e quindi nel bene e nel male le vicissitudini della Lega seguono quelle di Matteo Salvini. Era partitico, però aveva sempre un leader, Bossi, cioè, al di là nel ragionamento che lei ha fatto corretto, che il PD è l'unico che non ha seguito, tutti gli altri partiti hanno avuto un leader, Berlusconi, Bossi. No, ma non è questione di avere un leader, Meloni. è questione che diventa il partito del leader, cioè che abbiano un leader è normale, cioè i partiti tutti hanno un segretario. Un discorso è il partito ha un segretario e poi c'è il partito. Oggi nella logica, ma fa parte anche della comunicazione, il partito è il leader, cioè uno non vota la Lega per votare la Lega, uno vota Salvini, uno non vota Fratelli d'Italia perché si chiama Fratelli d'Italia, vota la Meloni. Finché c'era Bossi e anche Maroni, devo dire, ma ripeto, è l'evoluzione che hanno avuto tutti i partiti poi storicamente, a parte il Partito Democratico, finché diciamo, c'erano quella filosofia diversa, uno votava la Lega perché votava la Lega in quanto tale, non perché era Bossi il segretario, quindi uno votava Bossi. Oggi si vota solo ed esclusivamente il leader, se il leader va bene il partito va bene, se il leader va male il partito va male, perché se guardiamo l'evoluzione della Lega, che comunque oggi è a livelli, in ogni caso, perché criticano Matteo Salvini, ma in ogni caso oggi la Lega ha livelli di gran lunga superiori a quelli che abbia mai conosciuto prima, perché con Bossi al massimo si arrivò al 9,6%
adesso non mi ricordo più in quale elezione. Sì, però era all'inizio lì, insomma, anche c'era. No, all'inizio no, la Lega ha sempre viaggiato, arrivò al 3,9 alle europee del 2000 e del 99 credo, quando ci fu il discorso della guerra a Sarajevo, e dicevo, la Lega è sempre stata fra il 4 e il massimo il 10, con Bossi più del 10 non ha mai fatto, mentre invece con Salvini che la prende al 4, la porta subito a livelli superiori al 10, è arrivato al 30 e passa, adesso ha il 15, 18 quello che ha, ma comunque ancora di più di quello che aveva. Però volevo dirle, Tosi, sì, è tutto vero, però all'inizio della storia della Lega Bossi l'aveva divisa, arriviamo fino a Milano, Lombardia, Veneto e basta, e quindi aveva già preso dei numeri incredibili. No, beh, per essere un partito, certo, per essere un partito che prendeva sostanzialmente tutti i voti solo al nord, e fra l'altro neanche in Emilia-Romagna, perché in Emilia-Romagna eravamo debolissimi. Sì, no, diciamo che la concentrazione territoriale dei voti era fortissima, ma infatti la Lega è cambiata, la Lega è passata dal partito del nord a essere un partito nazionale con tutte le criticità. Quindi, ritornando a monte, lei in questo stravolgimento della Lega sarebbe stato l'uomo giusto, perché era nella sua idea. No, ma è vero. È vero, probabilmente ho sbagliato i tempi, nel senso che l'idea di portare la Lega a livello nazionale l'avevo avuta ben primo e mi ero preso un sacco di parole. No, siccome è stato molto amato a Verona, è stato un sindaco ben voluto, è stato molto apprezzato come politico, uno dice, ma perché? Anzi, le faccio vedere, guarda, ieri sera è venuto a trovarmi sempre a Primus Roberto Marcato, che lei sicuramente lo conoscerà, e a precisa domanda le ho chiesto cosa pensa di Flavio Tosi, senta la risposta e poi mi dica il suo pensiero. Su Tosi io credo che lui sia un personaggio della fantasia di qualche giornalista, perché francamente questo è un uomo che aveva in mano la Lega, tutta, aveva in mano il partito, aveva un consenso personale stratosferico, aveva la copertura politica dei vertici del partito, era un intoccabile, è riuscito nell'intento di perdere tutto il consenso che aveva, devastare un partito, costretto a scappare, scortato dalla polizia da un direttivo regionale perché i militanti volevano linciarlo, perdere il partito. Perse le elezioni a Verona una volta, perse le elezioni a Verona 2 volte, perse le elezioni regionali una volta, perse le elezioni regionali un'altra volta. Lui dal 2015 ha perso tutto, tutto. Ma ha perso tutto con un, ripeto, da un punto di forza enorme, enorme. Cioè, se lui fosse stato politicamente intelligente, perché poi io gli riconosco intelligenza a Flavio Tosi, come gli riconosco anche una grande forza lavoro, ma se fosse stato intelligente politicamente, lui era il candidato naturale al centrodestra per il governo. Allora, un uomo che butta a mare tutta questa roba qua, e qualcuno continua a dire ma politicamente ha una forza, è nella testa di qualche giornalista, cioè è un prodotto di fantasia. Dopodiché ha preso anche il 20% di voti, insomma. No, sì, ha preso il 20% dei voti, è stato sindaco per 10 anni, ha preso il 20% dei voti con Forza Italia, sì, ma però vi ricordate, lui diceva io andrò al ballottaggio non c'è andato, va con Forza Italia. E adesso dice, ma i miei hanno votato il centro-sinistra, questo è un leader. E dopo ho visto che in consiglio ci va lui, la moglie e la sorella. Non che va sua Amia perché era a Marcà, se la portava anche a sua Amia. Cioè, parpoidia questa, per carità di Dio. Cioè, io credo che sia un prodotto della fantasia di qualche giornalista. È un prodotto della fantasia, Flavio Tosi. Ma allora, in parte mi soffermo, Prego. E poi ovviamente, però nel ragionamento che fa poteva diventare, apprezza il suo modo di lavorare nel ragionamento che fa, anzi lo considera molto importante, perché dice in parole povere, Tosi aveva in mano la Lega, era un uomo potentissimo, apprezzato da tutti, aveva il consenso stratosferico e l'ha buttato a mare. Ecco, in questa domanda gliela faccio io, perché ha buttato a mare tutto quello che era riuscito a ottenere con sacrifici, con fatica, lottando, perché io l'ho conosciuto tanto tempo fa e quindi lei è uno davvero che ha lottato molto, perché ha buttato tutto a mare così?
Poi sulle considerazioni finali la replica ovviamente la deve fare lei. Bah, l'ho spiegato prima, io non ho buttato a mare, io ho continuato con coerenza a perseguire quello che dicevo, e quindi se per coerenza ti devi scontrare e puoi anche pagarla personalmente, politicamente, lo fai. Era più comodo perché oggi in politica ci sono tanti yes men o qualcuno che vive all'ombra di qualcun altro e ha vantaggi solo perché esiste qualcun altro. Io i miei consensi me li sono sempre andati a cercare a preferenze sul territorio. A proposito, visto che citava mia moglie e mia sorella, mia moglie ha fatto politica a prescindere da me perché è diventata senatrice della Lega che neanche ci conoscevamo. È sicuramente più preparata di Roberto Marcato, persona che rispetto, persona intelligente, ma è un po' più preparata di lui, ed è stata eletta in Consiglio Comunale con le sue preferenze, è andata a prendersi lei i voti, perché appunto poi bisogna confrontarsi con le preferenze, c'è chi viene eletto con sistemi diversi, c'è chi va a preferenze. E mia sorella è entrata in Consiglio Comunale ben prima che Marcato avesse qualsiasi ruolo di rilievo in altri ambiti della Lega, solo per un fatto di rispetto, perché bisogna dire le cose come sono. E poi quando Marcato si candiderà a sindaco di Padova e prenderà il 24%, allora ne parleremo, perché è vero che non sono andato al ballottaggio, Sborina doveva vincere il primo turno secondo il governatore Zaia e Marcato, che dicevano Sborina vincerà il primo turno. Sborina al primo turno ha preso poco più di Tosi, Sborina sindaco uscente, e ricordo a Marcato che il sindaco uscente Sborina, che lui ha sostenuto a spada tratta, attaccando la candidatura di Tosi che non la voleva, mentre invece i leghisti a Verona, come tanti sanno, hanno votato in larga parte Flavio Tosi e non hanno votato Sborina. Il sottoscritto appunto ha raccolto il 24, Sborina ha raccolto il 30, e quando Tosi fu sindaco uscente, candidandosi sindaco uscente nel 2012, Flavio Tosi prese il 57% e si vinse il primo turno senza neanche tribulare. Mentre invece Marcato e Zaia hanno sbagliato la candidatura a Verona, hanno sostenuto un candidato sindaco che ha perso. E ha perso perché un sindaco uscente, diversamente da Giordani ha rivinto a Padova largamente perché è evidente i padovani hanno deciso che era un buon sindaco e gli hanno confermato la fiducia. E se tu sbagli il candidato perdi. A Verona hanno scelto un candidato che pur uscente ha raccolto un consenso talmente basso che poi al ballottaggio ha perso. Io ripeto, le cose che ho fatto le rifarei, anche se, ripeto, personalmente ci puoi rimettere, ma preferisco non essere uno yes man che ubbidisce chi nella testa, preferisco andare avanti con la mia dirittura morale e con le mie idee, punto. Poi una volta vinci, una volta perdi, può darsi che il sottoscritto sia un'invenzione di qualche giornalista, io sono un ologramma, non sono qua presente fisicamente. No? Mi spiace un po' per Roberto perché penso che viva male, cioè uno che vive attaccando le persone come fa lui a livello così violento e personale, penso che la viva un po' male, invece gli consiglio un po' di serenità, bisognerebbe essere anche sereni nella vita. Vabbè, andiamo in pubblicità, poi parliamo di Verona, poi le chiedo veramente perché la gente non apprezza più la politica, vedere ovviamente l'affluenza che la gente va a dire disprezza la politica perché è caduta così in basso. A tra poco, rimanete con noi.